Abbiamo conosciuto un'epoca da bambini in cui il circo, tramite i clown e gli animali, costituiva un divertimento. Oggi il circo è quello che propone la cultura attraverso gli esponenti politici e attraverso i cosiddetti esperti. Pas de danse dans une ambiance. Allora, me lo ridici il tuo nome? Tu chi sei? Luisa. E ti ricordi quanti anni hai? Tutti. Hai visto? Saluta quella bimba che c'è allo specchio. Chi c'è allo specchio? Fai ciao alla puppa. Ciao. Me lo dici il tuo nome così riprendiamo anche chi sei. Sei José o José? José, bravo. Quanti anni hai? 3 anni. Stai andando alla scuola materna? E ti piace? Bravo. Me demande pas, j'ai rêvé à croire, j'ai dormi dans ce bar. Era tutto un sistema quello che abbiamo conosciuto noi da piccoli, in cui le persone, a partire dal loro aspetto fisico, per continuare poi con la loro personalità, con l'inflessione della loro voce, con la presenza dei loro vizi, costituiva già una sorta di set cinematografico in cui chi, come i poeti, come i fotografi, come semplici osservatori, potevano apprendere molto. Oggi invece l'apprendimento deve scendere dall'altro, non devi essere tu che acquisisci. I personaggi che noi abbiamo conosciuto da piccoli ora sono finiti nella televisione, sono finiti nel cinema, sono finiti nella narrativa, ma sinceramente a chi li ha conosciuti dal vero tutta questa cosa non dice nulla, cioè fa sembrare il circo quello che c'è effettivamente in alto, cioè nella cultura, mentre il circo era quello che un tempo stava in basso, nella vita reale. Guardate ragazzi che in fin dei conti il vero problema oggi non è tanto mandare a cagare i politici quanto purtroppo ahimè farli smettere di cagare. I wanna wake up with the sunrise and howl at the moonlight. I wanna swim out to the deep tide and breathe like the first time. I wanna shake off this city like a bad dream from an old life. Like a bad dream from an old life. It took me half a... Quindi serata di ammite, cassa politica e sa tecnologia, Cricanta deve pagare a sa gente i danni che va in tisoso. E in pratica Cricanta deve aumentare i danni in modo che si indebita sa gente e faccia meda tribulia per tornare in sesto. never going back. I wanna wake up with the sunrise
have